1.860.000 euro, a tanto ammonta il finanziamento ottenuto grazie a un bando regionale per accedere al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, una somma che la provincia di Padova ha ricevuto grazie al progetto per la realizzazione del nuovo polo logistico avanzato per la protezione civile provinciale. La struttura sorgerà in via Cave, sui terreni già di proprietà della provincia, a poca distanza dall'attuale sede inaugurata nel 2013, che non sarà dismessa ma che sarà parte della riorganizzazione degli spazi. Una cittadella della protezione civile con uffici, un centro direzionale per il mondo del volontariato, ma anche con gli uffici della provincia che attualmente sono dislocati dalla parte opposta della strada. Il palazzetto che attualmente è utilizzato dalla protezione civile diventerà sede della polizia provinciale in un ambito di redistribuzione, e tutta l'area di via Cave verrà redistribuita con un progetto molto ampio. Il nuovo edificio ospiterà la logistica e la sede operativa della protezione civile provinciale. Questa realizzazione di questa nuova struttura prevede una sala corsi più grande, prevede una control smart room più grande in stretto collegamento con la prefettura, col comando provinciale dei vigili del fuoco e con i 101 comuni del territorio provinciale. Nella provincia di Padova sono oltre 4.000 i volontari di protezione civile organizzati in 135 gruppi comunali o associazioni che vengono impegnati nelle emergenze ambientali anche fuori regione. Un progetto strategico e soprattutto un progetto che darà una casa definitiva alla nostra protezione civile. Il gruppo provinciale è un orgoglio per l'amministrazione tutta, ma soprattutto per il territorio, e quindi è arrivato il momento di fare questo grande passo, realizzare un edificio ad hoc che non sarà solo un luogo di lavoro, ma sarà soprattutto un luogo dove verranno gestite le emergenze del futuro. Complessivamente il progetto costerà 3.800.000 euro e dovrà essere completato entro luglio 2028.